Buonasera a tutti, benvenuti all'Ateneo Veneto. Con molto piacere inauguro il nostro ciclo sul cinema. Siamo alla seconda annata di ripresa di questo corso, che già è stato tenuto con una lezione diversa per un'immagine qualche anno fa, e che ho chiesto espressamente al direttore e curatore Michele Gottardi di organizzare nuovamente, per l'importanza dell'arte cinematografica e anche per la qualità che noi abbiamo sempre tenuto in questi corsi. Devo dire che la scelta di ragionare per generi è una scelta che mi è molto piaciuta, perché è una scelta che è nella tradizione di chi va al cinema, anzi tendenzialmente diciamo mi piacciono il western, non mi piace l'horror, non mi piace la fantascienza, eccetera. E questi generi ci hanno accompagnato nelle nostre visioni dei film. Io parlo sempre da, come dire, fruitrice del cinema, non da tecnica, perché non lo sono però una grande appassionata di cinema. I generi ci hanno condizionato nel bene, perché ci hanno educato a un certo tipo di fare cinema, e anche nel male, perché parlavo prima con Sara Descenzo, che sarà una relatrice del prossimo corso, delle volte ci fanno scartare dei film in realtà bellissimi. Io per esempio non amo i film western, non amo i film di fantascienza, eppure ho visto dei film western e di fantascienza che mi sono rimasti nel cuore, che sono stati dei fondamenti del mio essere spettatore di cinema. E quindi è bello riscoprirli, è bello rivederli, è bello essere anche accompagnati da una persona competente quale è Michele Gottardi e saranno i successivi relatori, anche con, come dire, qualche notazione culturale che ci faccia anche comprendere cose che probabilmente uno spettatore non sa e non vede. Quindi molte grazie a Michele Gottardi e, come si dice, buona visione e buon ascolto. Grazie Presidente, grazie prima di tutto anche a tutti gli amici e colleghi che assieme a me faranno parte di questo corso, che vi ricordo inizia oggi con il western e poi appunto Sara Descenzo parlerà di fantascienza, Marco Contino del noir, Adriano De Grandis la screwball comedy americana e per concludere Giuseppe Ghigi parlerà dei film impianto tribunalizio e court movie. Cominciamo proprio dal genere questa sera con un film come il western, che anche questo con un genere come il western, che anche questo ha avuto molti preconcetti e pregiudizi, almeno fino a che i cahiers du cinéma non li hanno poi hanno sdoganato il genere. Ma prima di entrare nel western vorrei fare due ragionamenti sul genere a modo di introduzione. Lo studio del genere o dei generi si basa sulla consapevolezza che esistono alcuni modelli narrativi di grande diffusione che hanno sia un retroterra culturale che un substrato generale condiviso. Il western, ad esempio, si lega ai racconti della tradizione popolare degli ultimi 2 secoli, ma d'altra parte anche agli archetipi del mito che sono comuni a molti paesi. Penso ad esempio al Bergfilm per quello che riguarda la Germania e ai film di samurai o di Ronin per quanto riguarda il Giappone e l'Estremo Oriente. Temi e tipologie che si rifondono nel western. Per cui un genere si basa su comuni, anche ad altre forme narrative,
ma che hanno il pregio di essere immediatamente riconoscibili, identificabili, individuabili dal grande pubblico, e questo lo rende il genere, diventa popolare, diventa popolare proprio perché identificabile. In questo sicuramente ha buon gioco la manifestazione di una sorta di inconscio collettivo, per cui c'è un trait d'union tra genere e nazione, due concetti che spesso si avvicinano, per cui il genere è appunto identitario, come dicevo prima, ed è all'interno del genere ci sono anche degli antagonismi storici. Pensate ad esempio all'interno del western alla contrapposizione tra i bianchi e gli indiani, oppure nel cinema delle origini, cinema americano, ai WASP, White, Anglo-Saxon and Protestant, e gli emigrati cattolici come gli italiani o gli irlandesi che si contrappongono a questo nucleo originario. Quindi il genere è identificabile, è definito dall'industria cinematografica, è riconoscibile dal pubblico di massa, come dicevo prima, e ha dei confini abbastanza chiari, ancorché oggi più sfumati. Ma certo che un film, quando entra nel genere, lì ci resta. È più facile che oggi ci siano film che non appartengano a un genere definito, ma è indubbio che Ombre Rosse è un western. La critica, come dicevo prima, l'ha spesso snobbato, e tuttavia oggi in qualche modo l'ha accettato e addirittura è andata oltre, in quanto poi oggi c'è un mix di, potremmo dire un melting pot di generi, per cui di fatto molti film vanno avanti e indietro tra generi diversi. Detto questo, vediamo. Passiamo oltre, perché un'altra caratteristica del western è che il western si lega molto a dei grandi attori.
Chiaramente il binomio John Ford-John Wayne è forse il più famoso. John Wayne non ha fatto film solo per Ford, come vedremo poi, ma esistono alcuni altri grandi archetipi. Questo che vedete è Tom Mix l'Immacolato, quello che faceva dei film in cui non si sporcava mai, non perdeva macchia neanche dal punto di vista non solo della etica ma neanche dello sporco, come dire, e che assieme al suo famoso cavallo Tony è quello che caratterizza il western degli anni '20. Negli anni '20 già con Thomas Ince già avevamo assistito all'introduzione dell'indiano, che non è sempre così cattivo, anche se nei film di Griffith di solito, Nascita in una nazione in particolare, è legato all'antagonismo contro il quale si forma la nazione americana. Ma dicevo, negli anni '20 fino all'arrivo del sonoro è Tom Mix il più famoso, talmente famoso che, lo vedrete qui, addirittura diventa protagonista di un fumetto. E, cosa interessante, negli anni '20 inizia anche l'ironia sul western, una sorta di anti-western con la parodia del genere. Nel '27 arriva il sonoro e diventa, Tom Mix viene spazzato via e diventa Gary Cooper il nuovo mito del western. Gary Cooper e la Paramount diventano i riferimenti stabili e a cavallo tra gli anni '30 Gary Cooper produce una serie importante, diventa protagonista di una serie importante di film prodotti dalla Paramount. Poi ritroveremo Gary Cooper perché il fatto di aver cominciato con il sonoro gli permette di avere una carriera poi anche dopo la Seconda Guerra Mondiale molto importante. Ma certamente si potrebbe cominciare da questo punto di vista a parlare dell'esaltazione del western dal film, che per certi versi è imprescindibile. È quasi da escludersi che noi ci possiamo incontrare ancora nella vita sociale. Ho il piacere di proporre un brindisi. Phil, Haywood, Ringo, alla salute. Grazie. Mandali a più non posso! Ringo sta pronto! Io lo sapevo. Vi avevo avvisato del pericolo. Perché non mi avete ascoltato? Avete voluto aspettare la signora. E adesso guardate che guaio succede. Lasciatemi. Mi mettete...
Se vedete il giudice Greenfield, ditegli che suo figlio... Shave, please. Well, we sure want to thank you, Mr. Earp. Wyatt Earp. What? You're not by any chance the marshal from Dodge City? Ex-marshal. What are you doing up here? None of your business. Why don't you behave yourself? Go on, get out. Go on back where you belong. I'm not leaving till she gets out of town. The first kiss is always the sweetest. From under a broad sombrero. Told you to get out of town and stay out. We're through talking, Marshal. My advice to you is start carrying your gun. That's good advice. Here's mighty entertainment that combines the exciting action of reckless pioneer days, the romantic conflicts of men and women who led perilous lives, the lusty humor of those who dared America's frontiers, and the breathtaking beauty of scenes filmed in the magnificence of the great Southwest. Un film in cui la cavalleria è particolarmente importante. C'è una trilogia della cavalleria che inizia nel 48 con il massacro di Fort Apache, nel 49 i Cavalieri del Nord-Ovest, di cui adesso vedremo una breve sequenza, e nel 50 Rio Grande, poi seguita da una seconda trilogia negli anni 60, Soldati a cavallo, Gli eroi e Il grande sentiero. Il massacro di Fort Apache è il primo di questi, ma i Cavalieri del Nord-Ovest è forse quello più bello dei tre, perché assieme a Rio Grande. Perché? Perché è il film in cui un John Wayne poco più che quarantenne interpreta un anziano capitano della cavalleria vicino al pensionamento che va spesso a parlare all'interno di un'atmosfera crepuscolare, come si vede anche qui, toni molto soffusi, va spesso a parlare nel piccolo cimitero del forte dove riposa la moglie e le parla con una forma di nostalgia, raccontando un po' tutte le vicende e facendo riferimento a una grande amicizia che lui ha da molti anni, da quando era ragazzo, con il capo indiano del villaggio vicino. I due sono forme di anziani, diciamo così, anche se ricordo che i 40-50enni nel fine degli anni 40 e 50 facevano i vecchi un po' come a teatro, no? Oggi se pensiamo che grandi attori a 70-75 anni fanno ancora film d'azione, che è un po' cambiato tutto, però questo incarna insomma un uomo sul Viale del Tramonto e già comincia a venire fuori un certo senso crepuscolare dell'epopea del western.
Maintenant, je vais les croupir en quelques petites vies, à ne savoir que faire de mon temps. Donc, je ne peux me faire à cette vie. Et peut-être nous diriger vers l'ouest, vers les nouvelles colonies de Californie. Bien triste nouvelle aujourd'hui, Marie. George Custer avec tous ses hommes tués dans une embuscade. Miles, Guillaume. Tu te rappelles bien, Miles? Ce bel Irlandais qui rit constamment. Celui qui valsait souvent avec toi. Oui, oui, je le sais. Certains jours, j'ai fait des scènes de jalousie. Moi, je n'ai jamais bien su valser. Demain, à l'aube, je sortirai du poste avec la troupe. Il y a des Cheyennes aux alentours. Je rassemble au plus vite les patrouilles isolées et je les ramène vers le nord. Probablement ma dernière mission, Marie. J'ai de la peine à le croire. L'ultima missione che doveva portare a J'ai de la peine à le croire. con i Cheyenne che erano lì vicino, ovviamente non succede tutto così come è previsto, ma questa è la visione del mondo. Ripeto, questo è il secondo momento di una trilogia che poi si conclude con Rio Bravo. Perché Rio Bravo e Rio Grande? Allora, è lo stesso fiume che in Messico si chiama Rio Bravo e quando entra negli Stati Uniti si chiama Rio Grande. Allora, noi abbiamo due film che hanno due nomi molto simili. Un dollaro d'onore di Howard Hawks, che in realtà è appunto Rio Grande, e Rio Grande nell'originale che diventa Rio Bravo. Quindi c'è un giochino di errori o di fraintendimenti molto spesso. Comunque la situazione è la stessa. Siamo in un ambito in cui al sud degli Stati Uniti la situazione è ancora una volta di confine tra il mondo indiano, e che non si chiama ancora dei nativi come sarà poi negli anni 70, e quello degli insediamenti americani. C'è un altro fattore che qui emerge, che emergerà in molti altri film come in Sentieri selvaggi. La gran parte di questi ultimi western vengono ambientati dopo la guerra di secessione. Perché? Perché questi loser, questi che hanno perso la guerra, i sudisti, sono molto spesso quelli che poi vanno a ingrossare le file della cavalleria, un po' come nella Legion d'Onore, e che poi in qualche modo diventano anche quelli che più cercano di trovare un'identità, perché il sudista l'identità l'ha persa e cerca con molte difficoltà di identificarsi nella nazione federale.
Welcome home, Ethan. Ethan è questo personaggio che veste. When did you get back? I ain't seen you since the surrender. Don't believe in surrenders. Figure a man's only good for one oath at a time. A un certo punto gli indiani rapiscono la bambina Debbie, la quale vive e viene cresciuta da sola. E qui c'è il problema, perché ti ricordo che è stato citato André Bazin diceva che Jean-Luc Godard diceva che è impossibile non amare un reazionario come John Wayne, perché basta vedere come recita, cosa dice, cosa fa, o come passa da un abbraccio a un colpo di pistola per restare colpiti. Ma certamente l'idea di questo film è che, ecco qui la strage, no? In assenza, la famiglia del fratello viene massacrata e allora tutta la vita che gli resta lui la dedica al recupero di questa bambina. Nel frattempo diventa un'indiana e vive nel costume e nella tradizione che diventa propria. Nonostante l'odio verso questa situazione e il rifiuto da parte di Debbie di tornare a essere. Tuttavia questo film è già un film che segna la contraddizione dell'americano tra l'odio o il tentativo di imporsi nominativi e invece il tentativo del riconoscimento postumo che questa è una ragazza che ormai non appartiene più a loro. You don't have any blood kin. Well, Debbie's your blood kin. Not no more, she ain't. I hope you die. That'll be the day. Let's go, Debbie. Ovviamente non c'è solo John Ford, ma c'è ancora molto John Wayne e soprattutto c'è Do not forsake me, oh my God, on this hour when Abbiamo detto che Greco per voi fa fortuna anche dopo la guerra. Questo credo che sia uno dei più grandi film della storia del western. Mezzogiorno di fuoco. È un film di Fred Zinnemann dove lo sceriffo Kane, anche qui i nomi ritornano, all'ultimo giorno di servizio sta per sposare Grace Kelly, ma viene avvisato che il treno porterà indietro un celebre fuorilegge che lui aveva contribuito ad arrestare. Questo film ha una caratteristica straordinaria, che il tempo cosiddetto diegetico, cioè il tempo della narrazione, coincide con il tempo del film. Quando viene avvisato un'ora e mezza prima che il treno sta arrivando, lo sceriffo cerca di trovare aiuto e invece trova un totale disinteresse da parte del paese. E in quell'ora e mezza del film è l'ora e mezza che lo separa dall'arrivo del treno. Allora, quando il film uscì, nel 1952, si volle vedere in questa mancanza di solidarietà un'allegoria del clima di vigliaccheria generale che aveva accompagnato il maccartismo in America, in cui tutti avevano denunciato o ignorato la caccia alle streghe, no? I presunti comunisti che il senatore McCarthy si era inventato. Alla fine, come
gesto è incredibile, perché nel 1952 che uno sceriffo pensi anche solo in un film con il codice Hayes che bloccava questo tipo di immagini, butti nella sabbia e per terra il simbolo della legge, la dice lunga sul fatto che evidentemente su questa legge non si poteva fare affidamento. C'è molto altro negli anni 50, c'è anche un film non particolarmente, non è un capolavoro, però è curioso, Il mio corpo ti scalderà, che doveva fare Howard Hawks, ma che poi viene avvocato dal suo produttore Howard Hughes, che ha una curiosità. Qui sì c'è una frase di Bazin che dice che in questo film 2 uomini vanno a letto con la stessa donna ma amano lo stesso cavallo. Era una delle varie versioni di Pat Garrett e Billy the Kid. Billy the Kid, fuori legge, giovane, ruba il cavallo a un uomo che poi con cui diventa amico e condividono la stessa donna. Ma il Menage à Trois non è così incentrato solo su cavalli e donne, ma anche alimenta una forte omosessualità che allora resta sotto traccia, ma che poi insomma, già per quel tempo era diventata abbastanza evidente, abbastanza evidente. Fatto con i fumoggi, disperdono, fanno il fumo per disperdersi. La curiosità sta più nella gestione dei personaggi che nella scelta così vedi che si vedono i velatini cosiddetti, no? Quelli che mimavano un paesaggio di fondo che non c'era. Abbiamo citato molte volte Howard Hawks e quindi vale la pena vedere questo. Howard Hawks non è un regista che nasce, questo è Il fiume rosso, non è un regista che nasce facendo un western, ne fa 5, di cui 3 però sono capolavori. Il fiume rosso, Il grande caldo e Un dollaro d'onore, 48, 52, 59. Nell'arco di 10 anni fa 3 film particolarmente importanti. Un dollaro d'onore, forse qualcuno di voi l'avrà visto, faceva parte dei capolavori restaurati della Biennale, è stato presentato a Rossini l'anno scorso, un'edizione stupenda. Red River racconta, il fiume rosso racconta di un passaggio proprio di una grande mandria e di quindi una migrazione che di fatto è un viaggio attraverso l'Est. Siamo tornati a John Wayne che diventa ancora una volta protagonista del fiume rosso. Don't try and tell me what to think. I'll take your orders about work, but not about what to think. You think I'm è il più fordiano, diciamo, dei film sicuramente. I don't like quitters, especially when they're not good enough to finish what they start. Now go on, speak up. Say it, you can join your friends here. C'è un bellissimo antagonismo tra Montgomery Clift e John Wayne. Montgomery Clift è una sorta di figlio adottivo che viene un po' sempre schernito e che poi però alla fine si decide a reagire.
Magic Club. Un dollaro d'onore, appunto, che è il terzo e forse il più famoso anche per certi versi assieme al Fiume Rosso, racconta invece di una comunità diversa ed è stato sempre contrapposto a Mezzogiorno di Fuoco perché lì c'è l'eroe solitario, lo sceriffo, che riesce a farsi giustizia e a portare la giustizia e poi se ne va nell'indifferenza generale. Qui invece c'è sicuramente il cattivo che cerca di liberare il fratello che è detenuto, ma a difendere la legge c'è un vecchio sceriffo, un aiutante sceriffo che è Walter Brennan, che è il classico vecchietto di tutti i western, c'è un vice sceriffo, un altro vice sceriffo che è Dean Martin, che è messo lì per fare le canzoni ovviamente del momento, ma che è un altro alcolizzato, anche qui tipologie che ritornano, ma poi alla fine la solidarietà emerge in una parte del paese che riesce in qualche modo a riportare la legalità. Ecco, due film che si contrappongono anche da questo punto di vista. Wayne, la leggenda. Alzatevi tutti in piedi e restate immobili. Ricky Nelson. Io non cerco Wayne. John Wayne. Ti dichiaro in arresto. Dean Martin. Una moneta da 50 dollari nuova di zecca. Questo è quanto vale la vita di un uomo. Angie Dickinson. Sta bene così. Un western che ha fatto storia. Per la regia di Howard Hawks. Un dollaro d'onore. Questa sera alle 21 con Iris. Ovviamente, come dicevo prima, c'è anche molto altro negli anni 50. C'è Anthony Mann che fa almeno 5 western importanti con James Stewart come protagonista, che è un eroe molto più insicuro, molto più eccentrico di John Wayne. C'è Rancho Notorious di Fritz Lang con Marlene Dietrich addirittura nel 52, c'è Il Cavaliere della Valle Solitaria nel 53 con l'eroe che arriva non si sa dove andrà, passa per un paese, porta la giustizia, fa innamorare tutti e se ne va, film che poi ispirerà anche Clint Eastwood. E c'è Johnny Guitar, Nicholas Ray nel 54. Tutti questi film cominciano a mostrare che siamo arrivati al compimento dell'epopea, stiamo avvicinandosi alla rivisitazione e con gli anni 60 ovviamente e con le ideologie che emergono negli anni 60, questa idea di rivedere i cliché e gli archetipi del western diventerà più consolidata e più forte. Gli anni 60 portano a esasperare la violenza del western insieme a rivalutare la questione degli indiani che cominciano a essere chiamati nativi, parallelamente al movimento di rilancio e di recupero di questa, anche da questo punto di vista etnico e politico. Vorrei citare solo un film che probabilmente la nostra generazione ha visto e ha molto condiviso, è Soldato Blu. Soldato Blu è un film del 70 in cui ci sono indiani massacrati, ci sono soldati che si rifiutano di eseguire gli ordini, e fa riferimento al massacro di Sand Creek del 1864, quindi a una vicenda storica reale, anche se l'occhio, siamo nel 70, era verso la guerra del Vietnam e all'obiezione di coscienza che molti americani avevano fatto in quel mentre. Però ci sono alcuni autori che più di altri hanno trattato quello che potremmo chiamare l'anti-western o il western rivisitato. Ve ne cito solo 3 o 4, ovviamente uno è Sergio Leone, ma fa storia a sé. Gli altri sicuramente sono Sam Peckinpah, Arthur Penn e Robert Altman. Altman fa 2 film, almeno da citare, I Compari del 71 e Buffalo Bill e gli Indiani, ambientato tra l'altro in alcune scene nel buco delle Halles in centro di Parigi, dove oggi ci sono degli altri tutt'altra cosa. Una volta c'erano i mercati generali. Quando questi mercati generali vengono abbattuti, ma Altman riesce a usare uno di questi film, una di queste scenografie per fare questo film. Ma al di là di questo volevo dire, che cosa resta? Resta lo spettacolo. Il western sta diventando uno spettacolo. Ecco Buffalo Bill che andava coi circhi a portare a spasso il western.
Mentre invece Arthur Penn fa 3 film anche un po' diversi. Furia selvaggia nel 1958, stanno cambiando gli eroi, adesso arriva Paul Newman, oppure nel 1976 Missouri con Marlon Brando. In mezzo c'è Il piccolo grande uomo con Dustin Hoffman, che è già un film anticonvenzionale, perché è la colonizzazione del West vista dalla parte dell'America. Ricorderete che il film è raccontato in lungo flashback del vecchio capo indiano, che è appunto Dustin Hoffman. Tutta un'altra tipologia è la rivisitazione del western di Sam Peckinpah, che si avvale di diversi punti di vista anche contemporanei, ma che servono per esaltare anche il massacro che vedrete tra pochi minuti, in cui non c'è più una pietà di fare appello. Ovviamente Sergio Leone non può non starci qui, però è un'altra cosa, nel senso che tutti quelli che abbiamo visto fanno riferimento a una storia che è condivisa, che in qualche modo, tornando al discorso di prima, è un archetipo nazionale. Con Sergio Leone arriviamo alla demistificazione completa, complessiva, antifordiano per eccellenza, al punto di mettere Henry Fonda tra i più cattivi dei suoi interpreti, lui che era stato quasi sempre un eroe positivo. Nei film di Sergio Leone c'è un mix di tradizione picaresca, un po', pensate, Il buono, il brutto e il cattivo, Per qualche dollaro in più, sembra più che altro qualcosa che faccia riferimento un po' a una tradizione più europea, più ispanica, più italiana che western. E poi l'afflato rivoluzionario di Giù la testa, ma sostanzialmente quello che permane, che poi arriverà fino anche una volta in America, oltre il western, è quel senso di malinconia e di nostalgia, una nostalgia emancipata, una nostalgia dalla quale la si fa propria, si convive, ma si va anche oltre. Questo C'era una volta il West, ovviamente. E l'arrivo di un grande protagonista al femminile del film. In qualche modo nei film di cosiddetti spaghetti western, ma vorrei citare anche Corbucci, almeno un film di Corbucci, quello che lancia Franco Nero, Django, che poi verrà famoso anche per, chiamiamolo remake di Tarantino, ma in qualche modo Leone parla di un genere che non è il suo in senso stretto.
lo adatta, se vogliamo, alla mitologia mediterranea, a una realtà più europea. Il suo è uno sguardo dal ponte, lo sguardo da remoto verso quella realtà che lui ha sempre sognato, studiato, apprezzato. Forza guerrieri, muovete le chiappe che dobbiamo scaricare tutto il treno. Muovetevi, forza! Diverso invece è quello che accade per un altro grande interprete e regista come Clint Eastwood. Eastwood non poteva non incontrare il western perché lui, testimone di un cinema e di un mondo scomparso, nel western e con il western fa un riferimento continuo. Almeno dal Cavaliere Pallido, 1985, ma poi soprattutto in questo che vediamo, Gli Spietati. Il Cavaliere Pallido è in qualche modo l'erede del Cavaliere della Valle Solitaria, quello che avevamo citato poco fa. Anche qui c'è un pistolero in versione predicatore apocalittico che arriva in un posto, fa giustizia e poi se ne riparte. In qualche modo ormai la frontiera non è più l'West, è l'America, è la vita stessa per Eastwood. Quindi nel momento in cui decide di far entrare anche il western nel suo genere, in realtà dà solo, come dire, la forma estetica o narrativa di quello che lui ha sempre fatto in tutta la sua vita, fondamentalmente. Distaccandosi certo dall'espressione, dalla duplice espressione di cui diceva Sergio Leone con il sigaro senza, ma certamente passando in un'altra situazione chiaramente molto più controversa. E Gli Spietati vinse 4 Oscar ed è una grande consacrazione da questo punto di vista. Qui il western è diventato ormai un luogo tragico, il suo giustiziere è ormai giunto al tramonto, ha quel senso opprimente di morte che nei film successivi di Eastwood diventerà ancora più evidente. Ha un'angoscia distaccata dalla realtà e anche la violenza è una specie di corollario inevitabile. Meglio finirlo, Ned. Li vedi, Slim? Ma come? Non è morto. Non l'hai beccato. Ha preso il cavallo. È meglio finirlo prima che si liberi.
Slim! Mettiti al riparo, Davy! Vai là dietro, Davy! Cristo! Che è successo? Non l'hai ammazzato? Ma che sta succedendo? Se arriva là dietro non lo becchiamo più. E ci tocca scendere là sotto. Ma che dici? Perché non spari? Che sta succedendo, Ned? Non lo vuoi ammazzare, eh? Will. Vi prenderemo, bastardi! Non ci riesco. Io non sono bravo con questi. Vai al riparo! Fa presto! Arrivati, Davy! Al riparo! Lo hai preso? Dov'è finito? Quanti colpi mi restano? Ned, per Dio, mi puoi dire quanti colpi mi restano? 2. Bastardi! Vai, vai! Lo hai colpito! Ricaricamelo. L'hai mancato. L'ho preso. Ma non è morto. Non lo so, non è detto. Devo avergli bucato la pancia. Uno per il quale invece la violenza non è affatto un corollario ma è fondamentale, ed è l'ultimo film di quale parliamo questa sera, è Quentin Tarantino. Questo è Django, che del Django di Corbucci in realtà ha poco, ma che sul serio volete che vi dia oltre ad essere un gran film è anche, come dire, l'esempio di come il western ormai sia solo un pretesto narrativo. Insistete. E ovviamente la violenza faccia parte profondamente, come in tutti i film di Tarantino, che sia un dato in qualche modo ontologico, faccia parte proprio della natura stessa del cinema. No! Calvin! Calvin! Scusate, non ho saputo resistere. Con queste immagini suadenti credo di potervi ringraziare e ovviamente mi affido come sempre alla chiusura forse più famosa della storia del western e forse anche del cinema. Ci vediamo la settimana prossima con Sara D'Ascenzo e con la fantascienza.